Pronti? 1, 2, 3. Questa volta convalidato il segnale, sbaglia Boston Trio, evita Peron, Numero cerca 4 di Boston sfilare Trio squalificato. su Evita Nobel. Più all'esterno un altro corrente, cerca di farsi luce, ma vediamo intanto davanti alle tribune con Evita Nobel che è in vantaggio su Evita Peron. In terza posizione figura Cenerentola Leo che ha cercato di sfilare ma poi ha dovuto adeguarsi in terza posizione davanti a Juanito Goberna. Intanto completamento dei primi 600 metri di gara piuttosto svelti, 44,6 per la testa. Evita Peron in seconda posizione, più indietro c'è Cenerentola Leo, poi Juanito Goberna che sposta per anticipare Capitan De Gleris e gli 800 se ne vanno in 59,7, andatura sempre piuttosto svelta, sotto l'1,15 per Evita Nobel che conduce a buon ritmo anche all'altezza del chilometro, completato in 1,15,1. Juanito Goberna si trascina Capitan De Gleris e prova ad avanzare all'esterno, ma l'andatura è sempre piuttosto spedita, al largo anche Barolo Griffe. Intanto un giro alla conclusione, in seconda posizione si mantiene l'altra Evita Peron con Cenerentola Leo in terza posizione lungo la corda, gli altri non riescono a progredire per il momento per il gran ritmo imposto dal leader. Evita Nobel a 600 dalla conclusione, Evita Nobel, Evita Peron, all'esterno Juanito Goberna con in schiena Capitan De Gleris, non cambia nulla a 500 dall'arrivo, con la leader che accelera nuovamente, cerca di mettere in difficoltà i cavalli all'esterno, eventualmente anche Evita Peron che la segue. 400 scarsi al palo con Evita Nobel in vantaggio, Juanito Goberna e Capitan De Gleris coraggiosamente all'esterno, alla corda Evita Peron, tutto ancora da decidere quando siamo a 200 dalla conclusione, lo scatto ora di Capitan De Gleris in terza ruota, retta d'arrivo, Evita Nobel si presenta in vantaggio, all'interno lo scatto di Evita Peron, poi Juanito Goberna e ancora Capitan De Gleris, 4 cavalli a ventaglio, ma è Evita Peron che nel finale passa e vince nei confronti di Capitan De Gleris. Al terzo posto finisce Juanito Goberna, triplo per Maurizio Cheli che chiude la giornata con il successo di Evita Peron. Andiamo a rivederlo in open stretch, lo scatto di Evita Peron che segue Evita Nobel tutta strada per passare nettamente in fondo e controllare Capitan De Gleris che finisce secondo davanti a Juanito Goberna che a sua volta piega sul palo, almeno questa è la nostra impressione, Evita Nobel. Il successo invece non è in discussione, Evita Peron, Maurizio Cheli, Lamberto Barbieri per conto di il signor Nicole Bull. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.